Sono le 20:12, Stadio Olimpico del Ghiaccio, ben ritrovati con l'hockey che conta, quello dell'Alps Hockey League. Ci ritroviamo di nuovo per trasmettere lo streaming sul canale hockeycortina.it. Ve lo ricordo perché ancora non lo sapesse, andate sull'alto a destra della schermata home del sito del Cortina, cliccate sullo streaming, fate il login, acquistate il biglietto per questo match che sarà sicuramente una sfida da non perdere. Ovviamente in parallelo siamo sulle frequenze di Radio Cortina per la classica radiocronaca della partita, e questa sera anche per i nostri amici fassani che ascoltano la radio siamo in diretta su Radio Studio Network. La buonasera da Luca Zeniacelli, e qui accanto a me Mario Pizzamole. Ciao Mario, buonasera a te. Ciao Luca, buonasera a tutti quanti. Match interessante, ci sono delle assenze, c'è soprattutto un'assenza importante per parte, quella dell'ultima ora di Luca Zanatta e quella di Mizzi per quanto riguarda il Fassa, un'assenza che dura da un po' di tempo e sicuramente incide molto sulla capacità realizzativa di questa squadra, che arriva da 2 sconfitte, ma l'ultima partita giocata del Fassa risale a 9 giorni fa, mentre Cortina ha giocato l'ultimo match l'altro ieri vincendo una buona sfida casalinga contro il Vipiteno, sfida importante anche per la classifica italiana, come sarà questa sera. Assolutamente sì, assenza importante in casa afro, Luca Zanatta pedina fondamentale, linee un po' rivoluzionate, vedremo. Linee rivoluzionate, andiamo proprio alla presentazione del line-up per quanto riguarda i Fassa Falcons, che erano in prima linea: Martin Kaslunga, Diego Iori, il Diablo, Fabrizio Pace, Istvan e De Francesco in difesa. In attacco nella seconda linea Leonardo Felicetti, Edo Caletti, Daniel Rossi Tedesco, in difesa Spimpolo e Hermansson. La terza con Trotter, Schiavone, Biondi, in difesa Hofer e Kustacher. La quarta con solo 3 elementi attivi è De Luca, Ploner, Konstantin tra i pali. C'è Karl Axel Arvid Ljung. Per quanto riguarda il Cortina invece linee rivoluzionate, come diceva il mio socio Mario. Per quanto riguarda la squadra ampezzana c'è qualche rivoluzione, niente di così gravoso, ma Barnabò viene inserito in prima linea, che poi ufficialmente è la seconda, con Grifto Poros e Cazzola, con in difesa Pietro Niro e Larker. La prima che scende sul ghiaccio, che è anche che completa e viene presentata come starting six, è quella formata da Sanna, Adami, De Zanna, in difesa René Ballazza e Max Cordiano. La terza con Cottam, Chat Pietroniro e Tommaso Verà come centro, in difesa Colli, Alberto e Zanatta, Mike Angelo, quindi fiducia anche al giovanissimo Colli Alberto questa sera. La quarta con Andrea Moser, Noasa Riacedelli, Alessandro Zanatta che prende posto di Giovanni Toffoli, e l'unico difensore attivo nella quarta linea è Emanuele Larcher, che anche lui è a rientro, e il quarto attaccante a disposizione per la quarta linea è Davide Faloppa. Tra i pari ancora Martino Vadarin, perché c'è un altro infortunio che è importante, un'altra assenza importante che dimenticavamo, ma purtroppo ormai quest'anno quasi una costante, quella di Marco De Filippo. Mario, sai qualche notizia in più riguardo al numero 1 Pezzano? Credo che per il nostro Marco si soffra un po' di pubalgia e quindi è il classico infortunio che va un po' per le lunghe, quest'anno non l'abbiamo avuto molto a disposizione, gli auguriamo un pronto recupero. Solo un match per Marco De Filippo, quello vinto in casa con Renone. Quasi tutto pronto, presentiamo anche i signori abiti, che sono Federico Stefanelli, Federico Giacomozzi. Sui linesmen sono invece Mattias Cristeli e Davide Mantovani. Coach Fassano è Marco Liberatore, quello ampezzano ovviamente Ivo Masca. Giù il gettone centropista, ingaggio vinto dalla squadra ampezzana, che subito la amministra con Max Cordiano. Passaggio lungo la balaustra per Marco Sanna, che lo insegue, perde il contatto, viene osteggiato bene qui dal rientro a Fassano, che poi ha un errore, che compie un errore in uscita. Ronny De Zanna si gioca a centropista. Salutiamo tutti i radioascoltatori di Radio Cortina ovviamente, e ricordo questa sera anche Radio Cronaca bypassata sulle frequenze di Radio Studio Record, quindi un caloroso saluto anche a tutti i tifosi fassani. Ma ovviamente, se volete godere delle immagini di questo match, che vale tantissimo, perché il Cortina, nel caso dovesse andare bene, metterebbe più di un pattino nelle prime 4 per la lotta allo scudetto. D'altra parte forse è l'ultima chance per il Fassa di cercare una posizione valida per andare appunto a trovare la Final Four scudetto. Disco avanti, ci prova la seconda con Cazzola, Giftopoulos, ricordo Luca Barnabò, impressione Cazzola, arriva da dietro porta anche Giftopoulos, però il Fassa qui fa buon lavoro con lo zio Edo Caletti, cerca un tracciante, chiuso bene qui da Phil Pietroniro, il passaggio dell'ex Cortina, ex Milano soprattutto, per lui una stagione e mezza a Cortina, ricordato sicuramente per le sue grandi qualità tecniche e per una simpatia innata.
Grande amico anche di Mario Pizzamore e Docaletti, giusto Mario? Confermo, confermo sia lui sia Diego Iori, da tenere molto sotto controllo. Colli sbaglia un po' il Cipin, preferisce toccare, invece che toccare lungo la balaustra, cercare subito un corridoio centrale. Ancora Alberto Colli, passaggio per Cottam, ingresso in zona del canadese, Harrison Cottam, disco al centro, idea buona, e il tiro poi violento di Mike Zanatta, ci prova adesso Chad Petoniro dall'angolo a forzare sulla porta di Arvid Ljung. Cortina che inizia sostanzialmente bene questo match, giocati 2 minuti all'Olimpico, 0-0 risultato. Ovviamente abbiamo tanti campi attivi questa sera in Arpsoc League, ma seguiamo l'azione a Pezzana. Cottam non accompagna nel servire nel reparto difensivo, prova ad andarsene da solo, non aveva molte soluzioni qui Harrison Cottam, cerca e trova un ingaggio in zona. Un aggiornamento sui risultati degli altri campi, chiediamo al caro Mario di andare a dare una visione sugli altri campi della Arps Hockey League, ma lo faremo dopo l'ingaggio alla destra di Arvid Ljung. Noazze Necerelli vince il face off, all'indietro per Vallazza, Vallazza cerca di balzo propizio in balaustra, non male l'idea, in anticipo per un momento Noazze Necerelli, poi il pack viene soffiato, c'è il break dei Falcons, l'uscita non male, poi il pack recuperato proprio da Noazze Necerelli, lo scarico dietro porta per Max Cordiano, prova l'impostazione, non ha molti compagni da servire, prova ad andarsene da solo, poi scarica intelligentemente verso Dreo Moser che non è felice qui nell'approccio sul pack, e il Fassa crea un 2-1 e poi un pochino irragionevolmente un giocatore del Fassa abbandona il contropiede nel momento proprio più opportuno, perché era un 2-1, no Mario? È andato a cambiare proprio nel momento in cui il Fassa aveva l'occasione di andare a spingere e di creare proprio una situazione di superiorità numerica. Sì, un bel 2 contro 1 fassano che si è trasformato in un 1 contro 1 per scelta assolutamente ancora fassana. Eh sì. Marco Sanna lungo la banda per il capitano Adami, stop and go, servizio forzato ma riuscito verso Chad Pietoniro nel traffico, riesce bene qui Enrico Larcher a tenere dentro il disco, meno buono il controllo invece di Marco Sanna. Sarà una partita molto nervosa e il primo nervosismo che si materializza nella penalità, a quanto fiscale, a quanto penalizzante qui. Più che un gancio mi sembrava semplicemente avesse alzato il bastone dell'avversario Ronny De Zanna. Mario. Guarda, direi fallo assolutamente inesistente, e se le premesse sono queste vuol dire che fischeranno 10 falli a tempo, e questa era una leggerissima bastonatina sulla stecca dell'avversario. Sembrava proprio da sotto, sì. sembrava proprio Questo da è un sotto, fallo quindi assolutamente da non fischiare, e l'avrei detto anche a maglie invertite ovviamente. Ma certo, conosciamo la tua imparzialità. Cortina quindi in 4 contro 5 dopo neanche 4 minuti. Il primo power play dedicato alla squadra di Marco Liberatore. Vediamo come funziona il penalty killing. Ricordo Cortina che deve fare a meno di Marco De Filippo e forse, senza nulla togliere al fortissimo numero 1 Ampezzano, questa sera potrebbe risentire di più dell'assenza di Luca Zanatta, che è il faro assoluto della difesa del Cortina, anche nelle situazioni di penalty killing e power play. Ci sarà gran lavoro per Phil Pietroniro questa sera, mi pare di capire, Mario. Credo proprio di sì, tanti minuti sul ghiaccio per il buon Pietroniro. Ancora nulla di fatto per il Fassa, che sembra adesso aver trovato la maniera di impostare il power play. Sulla stecca di Edo Caletti il pack alla baffi di esterni di destra rispetto a Martino Valdarina, con lo scambio sulla blu con Hermansson. Ancora Caletti cerca uno spiraglio lì davanti alla porta, trova sul primo palo, la conclusione arrivata ma disco che finisce sull'esterno della rete. Roland Hofer, ex Valbusteria, per la campagna acquisti del Fassa, gestita con molta attenzione nel rinforzare i reparti. Hofer è stato il colpo, diciamo, più a sorpresa. Si parlava di una trattativa aperta anche con il Cortina. Alla fine Marco Liberatore e la società fassana sono riusciti a ingaggiare il bravo ed esperto difensore pusterese. Cortina poco si complica la vita nel non liberare subito la zona, però comunque non rischia nulla in questo powerplay. Chad Pietoniro riesce a liberare in questo caso il proprio terzo, 16 secondi solo al termine del powerplay fassano. Hermansson, il nuovo svedese difensore che è arrivato appunto con l'altro compagno scandinavo Arvid Ljung, il goalie che va a sostituire il portiere ucraino. E Cortina torna in 5, quindi
direi penalty killing perfetto, un po' da rivedere il power play del Fassano, neanche un tiro se non sbaglio verso la porta di Martino Vadarin, nella porta, nello specchio. Penalty killing giocato molto bene dai ragazzi ampezzani, invece Disco che girava lentamente per il Fassa, meglio per noi, nessun tiro e nessuna parata per Martino fino ad ora. 5 minuti giocati olimpico, sempre 0-0 tra Fassa e Cortina. Siete in diretta sullo streaming di hockeycortina.it, sulle frequenze di Radio Cortina e sulle frequenze di Radio Studio Network per i nostri amici Giorgio Pedron e ovviamente colleghi. Recupera il puck dopo la buon check di Phil Pietroniro ai danni di Schiavone, se non vado errato. La ripartenza di Alverà, salto a uomo, servizio ottimo qui, rischia l'offside. Veramente al limite questo ingresso in zona, aveva fatto tutto bene Tommaso Alverà. Si erano un po' avevano quasi combinato il pasticcio Sanna e De Zanna, tagliandosi un po' la strada. Reti ancora inviolate finora, solo un power play, quello dato al Fassa per la penalizzazione un po' dubbia ai danni di Ronny De Zanna. Andrea Moser gioca a centropista, deve un attimino mettere un po' ordine la squadra pezzana. Alberto Colli rischia molto in questo passaggio, che però arriva al termine per Noazza Cedelli. La bella giocata, l'ingresso in zona, il bel tiro va sulla porta, buona la giocata del numero 60 ampezzano, tiro forse un po' troppo non debole, ha cercato probabilmente l'incrocio, Pac comunque parato bene qui da Arvid Jung. Vediamo il replay, salta l'uomo, va alla conclusione, non male il tiro. Arvid Jung comunque si fa sorprendere. Bella azione dei Giovincelli, sia con l'uscita di Alberto Colli, sia con il primo dribbling di Noah e il tiro. Uscita quasi pulita del Fassa, c'è il buon forecheck qui di Alessandro Zanatta, che ricordo questa sera ha preferito Giovanni Toffoli. Ancora Alessandro Zanatta, butta il disco in zona, deve andare a crearsi un dump praticamente da solo, non è assecondato qui dai suoi compagni. Ancora fasi un pochino caotiche di gioco, poca lucidità. Cortina forse qualcosa in più rispetto al Fassa in questo inizio, però attenzione, il Fassa c'è ed è vivo, arriva vicinissimo alla conclusione pericolosa. Il Cortina cincischia un po' qui sulla stecca di Barnabò nel liberare il terzo, ovviamente cerca di uscire in maniera pulita la squadra ampezzana. Squadre ovviamente che cercano più tatticismi e giocano con un attimino il freno a mano tirato per vedere chi farà la prima mossa, chi lascerà il primo varco dove poter offendere, visto che questa partita vale molto, vale soprattutto tantissimo in chiave campionato italiano per il Fassa, perché andando a vedere la classifica il Fassa si ritrova fuori dalle prime 4 in questo momento. Azione di Cazzola, andiamo di nuovo in diretta. Vallazza il tiro senza troppo coraggio qui, non ci ha creduto René. Mario, era un po' defilato, però sì, si poteva fare un po' meglio. Comunque dico che si pagheranno molto più stasera di magari altre situazioni gli errori, soprattutto quelli nel proprio terzo difensivo. Tornando alla classifica, rivediamo nel replay offerto sullo streaming, ovviamente non per chi ascolta la radio, possiamo solo raccontarvi il replay, ma parliamo della classifica del campionato italiano, che vede il Cortina in questo momento secondo con 14 punti, 8 partite, primo l'Asiago con 22 punti in 9 partite, confusione intanto lì davanti alla zona difensiva, davanti all'area piccola di Martino Valledarin, che ricordo ancora va a difendere la porta ampezzana. Sta spingendo adesso il Fassa con i suoi piccoli uomini di riferimento, che comunque il Pac non vuole saperne di uscire qui dalla mischia, che vede il Fassa adesso uscire molto bene. Diciamo la classifica: Asiago primo 22 punti, 9 partite, Cortina secondo con 8 partite e 14 punti, Pusteria 7 partite e 13 punti, Renon 7 partite e 10 punti, ma il Fassa è a 7 partite e 7 punti. Quindi questo vi fa capire che le distanze da recuperare per il Fassa rispetto alla quarta sono 6 e mancano, ricordo, solo un totale di 12 partite, 6 di andata e 6 di ritorno, che valgono appunto per il campionato italiano. Leonardo Felicetti, subito chiuso da un ermetico Zanatta. Mike, ricordo, manca Luca. Alberto Colli deve velocizzare qui la manovra. Passaggio completamente fuori giri, ha aspettato troppo per l'assistenza, poi si fa saltare comodamente. Arriva la prima conclusione, palo esterno colpito dal Fassa, non fa rumore, ma comunque occasione importante qui per il Fassa, che torna a spingere, un po' in difficoltà qui il Cortina.
tutto nasce da un errore di gioventù di Alberto Colli, che non ha avuto la rapidità di scagliare subito il puck e ha fatto il classico passaggio telefonato, capito in largo anticipo dall'attaccante dei Ladini. Ancora bella giocata qui di Tommy Alverà, che sembra veramente in palla, deve trovare ovviamente anche chi la seconda, alta penalità anche qui, l'aveva detto Mario Pizzamore. Gli arbitri hanno dimostrato già nel primo intervento penalizzante ai danni di Ronny Lezana di interpretare questo match in maniera molto fiscale, questa è un'altra sanzione molto dubbia. Cortina non riesce a prendere il puck, si gioca la penalità differita sul ghiaccio dell'Olimpico, arriva il tocco di Alessandro Zanatta, che però non è buono ancora per sperare nel fischio. Anche qui non arriva perché ci vuole il possesso, beh, forse prima avrebbe potuto fischiare. Comunque lasciamo stare, anche qui la penalità a Vallazza, abbastanza incredulo anche lui, vediamo se la regia riuscisse a riproporci questo fallo. Ma guarda Luca, voglio aspettare il replay, ma in tutta onestà anche questo fallo mi sembra molto 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 generoso. sì, più o meno come quello precedente. Sì. L'unica differenza è che qui è caduto l'avversario, ecco, Sì. rispetto a... Io lascerei sempre correre queste situazioni da una parte e dall'altra. Sì, anche perché sono appunto dubbie e in più non compromettono l'incolumità dell'avversario, no? Come vari tanti falli dubbi dove c'è effettivamente un rischio, come i boarding da dietro, dove effettivamente c'è la necessità di fischiare per evitare un rischio che si possa ripetere un atteggiamento del genere. Quello assolutamente sì. 9:36 da giocare, Stadio Olimpico del Ghiaccio, Mario Pizzamore e Luca Zaria Cedelli, penalità ancora per il Cortina che gioca bene in 4 qui, tiene alto il disco con Cazzola e Giftopoulos, poi qui Cazzola chiuso nella morsa di 4 giocatori deve desistere. Partita molto equilibrata finora, Cortina meglio per qualche minuto iniziale, poi il Fassa anche aiutato da 2 penalità si fa vedere in maniera consistente dalle parti di Martino Darin senza creare tanti pericoli assoluti, ma è da seguire questo secondo power play, potrebbe sicuramente essere più sfruttato meglio dal Fassa. Infatti già vediamo che si imposta il diamante. Hermanson, la bella giocata qui, bravo Mike Zanatta a chiudere e cerca rimbalzo sul portiere dentro porta in maniera furba Kaslunger. Martino Valdarin si stende a pelle di leopardo, un Fassa che adesso è andato sicuramente vicino al gol. Bravo e attentissimo qui Martino, rapido, rivediamo. Buona giocata, poi c'è l'aggiramento della porta e Kaslunger cerca di fare rimbalzare il puck sul corpo di Martino, che riesce a trattenere il puck oltre la linea rossa di fondo porta. Bravo qui Adami, di forza, di esperienza, in mezzo a 3 giocatori riesce a sporcare il puck all'esterno. La pressione di Ronny Lezana che un po' si attarda poi nel girare su se stesso, ma è pronto già sulla zona neutra a chiudere. Cortina ancora in 4 per 50 secondi. Caletti, anzi Leonardo Felicetti, Ofer, lo scambio proprio con Edo Caletti. Ofer, anzi Caletti ancora, alza la testa, servizio per un solissimo giocatore fassano, se non sbaglio Felicetti, anzi Pace, anche lui ex Valpusteria, un po' dormiente qui la scatola ampezzana, che ha lasciato completamente solo Pace e libero di fare quello che voleva. È stato bravo Martino, un po' meno bravo proprio lo stesso giocatore Pace. Ed è in arrivo un'altra penalità. Sì, avevi letto molto bene. Questa onestamente non l'ho vista, non l'ho ancora vista, aspetto il replay. Chad Pietroniro. Bravissimo Martino in una parata dopo l'altra contro il solissimo Pace. Ecco, vediamo qui nell'angolo, no, è stato penalizzato leggermente prima. Ovviamente noi andiamo a vedere sul monitor i nostri replay, per chi ci ascolta alla radio ovviamente questo non è possibile, no? Cerchiamo di analizzare bene, di raccontarvi bene cos'è successo. Questo non ce l'avamo effettivamente accorti né Mario né io. No, quindi dubito che sia stato qualcosa di molto grave. Sta di fatto che questo è il metodo di misura e bisogna adeguarsi e stare attenti anche ai minimi tocchi. E quello che purtroppo adesso è il problema è che il Cortina gioca in 3 contro 5, ancora però solo 5 secondi, poi rientrerà Vallazza. Ofer carica il tiro, anzi no, ci ripensa, Caletti, servizio volante verso Kaslunger, Diego Iori raccoglie, Hermanson per Ofer, la botta completamente fuori, raccoglie Pietroniro, vuole il disco Cazzola, ma Cazzola va con la sua dinamica pattinata a dare un po' di forecheck. Cortina deve riuscire a uscire indenne anche da questa penalità. Sono già 3 le penalità ai danni degli ampezzani. Molto più disciplinato il Fassa, decisamente.
e molto anche più sfortunato il Cortina nelle scelte arbitrali, ma come avevamo appunto intravisto, soprattutto nell'incipit di Mario, potrebbe essere veramente una partita con tantissime vanità, lo sta dimostrando in questo inizio match, perché il metro di misura è poco permissivo. Hermansson carica il tiro di polso, Martino Valdarin risponde con il guanto scudo, può andarsene qui Cazzola, vediamo se ha il coraggio di andarsene da solo, cerca in maniera non proprio perfetta qui Giftopoulos, non proprio fatta bene questa azione del Cortina. Subito impostato il power play Fassano a 35 secondi dal rientro di Chuck Pietoniro. Kaslunger, lo scambio con Tedesco che prova una sorta di spinorama ad entrare dall'angolo verso la porta di Martino Valdarin. Offer ancora il tiro di Hermansson, para Martino Valdarin, traffico ancora base esterna della porta colpita dal Fassa con Felicetti, le finte di Caletti, prova con rovescio del bastone, anzi Rossi Tedesco, ancora lui, l'ex Varese, ci arriva il gol del Fassa dopo tanto spingere, dopo tanta grazia, arriva il tiro di Rossi Tedesco e la deviazione davanti porta, forse di Leonardo Felicetti. Nel replay ci offrirà ovviamente il dettaglio della deviazione che vale il primo gol del Fassa a 6-0-2 al termine. Ecco Daniel Rossi Tedesco, ex Asiago, ex Varese, il tiro, deviazione davanti porta di Leonardo Felicetti se non vado errato. 1-0 Fassa. Mario. Sì, caro Luca, scatola Ampezzana che aveva retto benissimo fino quasi alla fine di questo power play, Fassa che fa girare bene il disco con gente tecnica come Caletti per esempio, certo. E a furia di dai, bravissimo Martino nelle prime 3 o 4 occasioni, l'ultima bella deviazione davanti porta. Sì, classico gol da power play, tiro dalla blu con abbastanza libertà di poter trovare il corridoio, che poi arriva con 2 uomini Fassani davanti alla gabbia, ma del resto in superiorità numerica. Biondi, il Fassa ci crede ancora, vuole giocare l'inerzia di questo gol, Cortina un pochino in affanno, ma ci sta dopo aver giocato praticamente 6 minuti di inferiorità su 15 giocati. Cottam, le finte di Harrison Cottam, è solo qui, quindi fa bene a tenere il pack, nessuno lo va a aiutare qui. Vediamo se c'è Pietoniro viene al suo soccorso, arriva Pietrolino nell'angolo alla destra di Arvid Jung. 3 giocatori Fassani, secondi importanti persi, nel senso che comunque il Cortina deve, o almeno dovrebbe, riuscire a riprendere un po' il pallino del gioco in mano, pallino che gli è stato tolto visto le diverse penalità. Pietrolino per il fratello, forse anche qui c'era un offside non fischiato, la pressione qui, Lark riesce a tenere a vivo il gioco. Noasen Cedelli cerca la finta, più bravo di lui però il difensore Fassano a chiuderlo. 4:45 al termine, 1-0 e non siamo riusciti neanche a fare il power break. Arriverà la prima pausa in 5 contro 5 ovviamente. Fassa se la prende con comodo, aspetta la ripartenza ideale affidata al Diablo. Diego Iori salta Pietrolino sull'esterno, cerca il primo palo, disco che torna sulle stecche Ampezzane con Moser che non riesce a raccogliere, disco dentro, offside. Questo è offside. Sì. Qui c'è anche offside volontario, secondo me ci vorrebbe un ingaggio dall'altra parte. E arriva il power break lì nella regia per quanto riguarda lo streaming. Voi da Corrado e da Stuzzica la voglia. Torniamo live anche per lo streaming, salutato il nostro partner sponsor per quanto riguarda la radiocronaca ovviamente. Un time out, diciamo così, obbligato, che arriva un po' in ritardo visto che si è giocato praticamente a cavallo del 10° minuto, sempre in inferiorità numerica per quanto riguarda il Cortina, quindi con non tutti gli effettivi sul ghiaccio, e quindi la regola in questo caso è di non applicare questa pausa. Si gioca il 5 contro 5, tutto da rifare il face off però. Luca, per tornare un attimo al discorso di prima, la faccio brevissima, sono falli o presunti tali talmente leggeri, non violenti, non cattivi, che lasciare la squadra in 5 contro 4 è una punizione troppo grande. Sì, troppo grande, è vero.
soprattutto per 2 minuti. Sì. Ci vorrebbe, se vuoi il proporre minuto, un il minuto di power play. solo un minuto di power play. O semplicemente lasciar correre, Sarebbe- che è ancora più facile. È ancora più facile. Ecco. Chiaro, parlando poi per i nostri colori, No, ovviamente beh, sì. certo, ma Però, ripeto, essendo obiettivi anche qui, obiettivamente. questa poteva essere già Ma di più. piuttosto questa. Questa carica sulla schiena poteva essere più un fallo rispetto a diversi visti in precedenza. Cortina c'è, però vuole assolutamente trovare il pareggio prima di arrivare alla pausa tè tra un tempo e l'altro. Vallazza qui cerca il dump, c'era De Zanna libero all'ingresso in blu, ha preferito la soluzione meno rischiosa. René Vallazza, Diego Iori, impostazione verso Castrughe, attenzione qui di fronte a lui Alberto Colli che è un giovane di belle speranze, dall'altra parte c'è la grande esperienza e tecnica di Castrughe, qui regalino di Mike Zanatta sulla blu, ci mette una pezza Marco Sanna, poi nel disimpegno è un pochino lento, va a correggere tutto Barnabò. Colli che deve giocare con assoluta semplicità, ne ha la capacità, ovviamente ha poco ghiaccio, ha giocato qualche partita iniziale, poi è stato lasciato fuori. Barnabò nell'angolo, sbaglia totalmente il rolling dietro porta, non c'era nessuno ad attenderlo nella parte destra della porta di Jung. Qua recupera buon disco Gritopoulos che prova subito il wrap around, quasi gli riesce, poi viene atterrato, non c'è nessuna penalità, è giù Cazzola, non si rialza. Le proteste, qui rischia molto Mike Zanatta sia di fare danni all'avversario che di fare danni a se stesso. Cortina completa confusione, rischia addirittura di prendere il secondo gol qui. Malino qui la prima linea, Mario. Non ho visto il motivo per il quale Cazzola è finito a terra, No. ho visto la reazione di Mike Zanatta, quindi qualcosa evidentemente deve essere successo. E bravissimo ancora una volta Martino. Qui ha salvato Martino proprio Sì. sulla bella occasione capitata sulle stecche dei Ladini. E ancora fasi di nervosismo a disco lontano. Larker nell'angolo fa tutto molto bene, disco che però rimane, stecche alte che volano, nessun fischio arbitrale qui. Si continua a giocare, Pietronino verso Cottam. Vediamo cosa combina il giocatore forse più sotto nel mirino delle critiche. Buono il disco però, finora bene Cottam. Forse sente appunto la pressione anche su di lui, giocatore giovane, da cui ovviamente non si attendono sfaceli, ma ha iniziato infatti molto bene, poi ha lasciato un po' a desiderare in diverse prestazioni. Questa sera ha un inizio molto promettente, anche se qui sbaglia. Nessuno va a toccare il puck perché c'è offside, 1:28 al termine. Finisce maluccio il Cortina, un po' caotica, un po' nervosa, forse anche un po' suggestionata da questa interpretazione degli arbitri un pochino troppo fiscale. È chiaro che non bisogna farsi condizionare così tanto, perché visto un paio di comportamenti, no? Come hai anche tu notato a gioco a puck lontano, non proprio puliti, diciamo così. No, anche perché comunque c'è tutto il tempo, mancano 40 minuti pieni e non serve mantenere la calma, continuare a giocare. Vediamo se ci sarà qualche... Io nel punto di vista tecnico vedo un po' di difficoltà alla linea difensiva di Mike Zanatta e Alberto Colli. L'esperienza di Mike Zanatta può contare sicuramente ad aiutare Alberto Colli, cioè a dire Mike Zanatta non è un fulmine di guerra, quindi bisogna stare attenti qui a non... E Alberto Colli è ovviamente un sedicenne che ha avuto pochissimo ghiaccio quest'anno. Arriva un fallo, ancora un giocatore... No, Tutti e due. Andrea Moser è un giocatore fassano. Veramente che qui non ho capito, sembrava una bagarre, forse un pochino sì, una trattenuta. Una sì, trattenuta. Moser trattiene, l'altro reagisce. Insomma, sì. Forse tra tutte questi sì. sono i fischi migliori. Sì, decisamente qui ci sta. 1-1, 48 secondi dal termine, 1-0 Fassa, ricordo. Il gol fassano, andiamo a ricordarlo per i doveri di cronaca, di Leonardo Felicetti, arrivato in power play al 13:58. Il viaggio vinto dalla Cortina, 40 secondi al termine della prima frazione. Mike Zanatta pattina a ritroso, il servizio per Phil Pietronino che cerca di prendersi un po' di campo, ci riesce, prova con rovescio del bastone, trova all'esterno della rete, ovviamente solo con un po' di fortuna avrebbe potuto trovare uno spiraglio
nell'angolo sul 7 dritto di Alvin Jung. Qui anche ci cischia un po' col disco Giftopoulos, poi regala un passaggio ben riuscito qui per Cazzola, che prova a mettere il turbo, cerca lo slot nel traffico, ancora tutto un pochino troppo improvvisato, va bene, negli ultimi secondi finali bisogna andare a forzare la porta, mancano 3 secondi al termine, 2-1, ormai anche lo stesso Daniel Rossi tedesco prende il pack, lo consegna all'arbitro e va a cambiare. Mario, 1-0, risultato insomma giusto per un match comunque il primo tempo giocato in completo equilibrio, se vogliamo, come occasioni gioca il fattore ovviamente dei 3 power play avuti a disposizione del FAS. Quelli giocano sempre nell'hockey, a maggior ragione in una partita così equilibrata. Mi auguro che il secondo e il terzo tempo scivolino via un po' meglio da questo punto di vista, ma per tutte e due le squadre, lo ripeto. Cortina che ha giocato meglio nel 4 contro 4 finale. Sì, decisamente ha giocato molto meglio, e anche per lo spettacolo, perché è stata una partita comunque nervosa, iniziata nervosa, poi l'arbitro ha fischiato molto perché probabilmente aveva questa timore anche di dover gestire un match che si sarebbe rilevato un po' spigoloso, e quindi ha cercato di fischiare anche secondo noi cose un pochino in maniera esagerata. Sta di fatto che è andato il primo tempo, vince il Fassa 1-0, noi ci sentiamo tra circa 15 minuti per il secondo tempo di Fassa Cortina. Ricordo 1-0, gol di Leonardo Felicetti. Diamo la linea alla regia dello streaming e anche di Radio Cortina e Radio Studio Network. E 58, ricordo questo match è iniziato alle 20:15, siete in diretta su Radio Cortina, Radio Studio Network per i nostri amici della Val di Fassa e soprattutto su hockeycortina.it per lo streaming di questo match. Luca Zanina Cirelli al commento, più l'ausilio tecnico di Mario Pirezzamore qui accanto a me, che vi dirà subito, prima che inizi questo secondo tempo tra Fassa e Cortina, finita la prima frazione sul 1-0 per gli ospiti. Vi aggiorniamo sui risultati dagli altri campi. Mario. Allora, velocissima carrellata. A Vipiteno alle ore 18 il Gardena ha vinto 6-3. All'inizio del terzo tempo Asiago e Olimpia Lubiana sono sul 2-2. Fine secondo tempo il Bregenzerwald è in vantaggio 1-0 a Feldkirch. A Kitzbühel fine secondo tempo Lustenau in vantaggio 5-0. Renon e Pusteria sul 2-2 a inizio secondo tempo. La buonasera rinnovata anche ai radioascoltatori di Radio Cortina per la Hockey Night, Radio Studio Network dalla Val di Fassa per il commento radiofonico di questa partita. 6 secondi sono trascorsi dall'inizio della seconda frazione, si gioca in 4 contro 4, penalizzati Andrea Moser e Pace per quanto riguarda il Fassa, fuori durante il primo periodo. Si gioca in 4 contro 4 con Cortina che ha vinto il primo face-off e ha cercato di sfruttare anche un ingaggio guadagnato proprio nel terzo davanti a Arvid Jung. Fassa che allontana la minaccia, Pietrolino cerca un passaggio impossibile verso Giftopoulos, in qualche maniera lo trova, ancora molto blando sul controllo Giftopoulos, come abbiamo visto un po' nella frazione anche iniziale, sembra un po' approssimativo, poco cattivo nel controllo del disco. Qui va a pressare su Hofer, tiene bassi comunque i terzini fassani
Giftopoulos, Diego Iori mette il turbo, salta Cazzola, cerca un altro dribbling che in qualche maniera riesce, poi viene chiuso in due tempi nel secondo tempo da Cordiano in maniera esemplare. Per un Cortina che prova di partire con Cazzola, un minuto sul ghiaccio per Giftopoulos e Cazzola. Giftopoulos si accentra nel traffico, Zanatta non rischia, aspetta Adami, corridoio centrale cercato verso lo slot, verso Giftopoulos che non ha fortuna nel tocco, Fassa si chiude bene. Squadra completo, si gioca il 5-5 all'Olimpico, trascorso 1 minuto e 20 secondi all'inizio della seconda frazione, il risultato sempre 1-0 per la squadra di Marco Liberatore. Attenzione Caletti, è 2-2, Caletti vede, poi cerca la finta su Maizanatta che però è molto furbo, da Tergo riesce a fermare il tentato dribbling dello zio. Arriva anche la conclusione di Marco Sanna, abbondantemente fuori e pericolosissima perché lascia un break agli avversari con Ibalzi e Balaustra. Iori, anzi Caletti per un passaggio esterno, Cortina rischia a livello difensivo qui moltissimo. Quanto può essere rischioso anche un tiro fuori così forzato sull'angolo del plexi, sull'angolo della Balaustra. Mario, come si crea subito un break per la squadra avversaria? Assolutamente sì, perché Sanna tra le altre cose ha tirato un missile e quindi si è ritrovato il disco Caletti dall'altra parte del campo praticamente. Ed è molto rischioso perché appunto bisognerebbe trovare forse più la porta, forse più i gambali da quella posizione, perché soprattutto quando tutta la squadra spinge, che è ovviamente in fase progressiva e patina ovviamente avanti, si lascia il break agli avversari che hanno l'inerzia dalla loro. Chiude bene qui Pietroniero, qui ci stava il fallo, infatti arriva il fischio arbitrale però dell'arbitro più lontano. L'altro arbitro più vicino non aveva segnalato questo sgambetto che l'avrebbe visto veramente anche Mario Pizzamore. Guarda, qui c'è pochissimo da aggiungere, il fallo è netto, non capisco il primo arbitro, cioè quello più vicino, come abbia fatto a non alzare il braccio. Comunque ci ha pensato bene il suo collega. Qui bene così. Il lavoro è fatto, il lavoro è completo, che sia uno o l'altro. Assolutamente, poco da dire. Fammi sottolineare il bellissimo intervento di Mike Zanatta mentre era già sdraiato sul ghiaccio, con Caletti che tenta il tunnel, per rubare una parola dal gergo calcistico, e Zanatta con la mano riesce a fermarlo. Power play Cortina, ha giocati 2.45, 2.35, Cortina subito in offside anche qui. Insomma, Chad Pietoniro insomma un pochino ingenuo a prendere questo disco, ma beh, forse alla fine ha preferito toccarlo, rischiare magari un ingaggio dall'altra parte per fuorigioco volontario che lasciare il possesso al Fassa, che avrebbe liberato la zona. La leggiamo così, nella maniera più positiva possibile, questa scelta di Pietroniero di toccare il disco all'interno del terzo. Ecco Chad Pietroniero, lascia il disco a rimorchio per Giftopoulos, allarga le braccia, serve Cazzola nell'angolo, sulla blu per Cordiano. Il tiro di Pietroniero, risponde Jung, bene, senza troppi problemi qui sul suo primo palo. Qui ovviamente si noterà, nel primo palo per Pezzano manca ovviamente la sagacia tecnica, l'esperienza e anche il tiro di Luca Zanatta. Al suo posto nello special team c'è Max Cordiano. Assolutamente sì. Tiro di Chad Pietroniero, Jung risponde, disco che si impenna, buono qui Jung, perfetto, alza il pack per non concedere il rebound, disco che arriva sulle reti di protezione. Entra il secondo special team con Adami Moser, Daniele Cedelli, Cottam e Mike Zanatta in difesa. Vediamo se riescono a fare meglio di quanto fatto dai 5 elementi precedenti. Disco subito allontanato dal Fas. Cottam rischia un po', però riesce a mantenere il pack. Si guadagna il terzo. Fa girare lungo la balaustra, in maniera un pochino troppo frettolosa, ma aveva fatto bene qui Cottam il suo lavoro. Disco portato e allontanato verso Martino Mandarin, Zanino Celeri a raccoglierlo, a ripostare il power per Pezzano, prende coraggio il numero 60, servizio per Cottam, ingresso in zona, pulito qui del Cortina, Cottam si ritarda un po', però rischia, ma riesce a mantenere bene qui ancora il possesso. Potrebbe provare a tirare qui Cottam, che è dotato di un ottimo tiro, cerca la conclusione con 2 uomini davanti porta, ancora Cottam tiene bene il pack. Servizio ritroso Mike Zanatta, Cottam che non cerca lo scambio lo trova con Adami che cercava Moser, ancora Cottam, la botta di prima intenzione, poi qui nel rebound ancora Cottam,
Bene lo special team secondo, non velocissimo ma comunque già 2-3 conclusioni verso la porta. Adami per Cottam, il tiro ancora sull'esterno della rete, qui ha una ghiottissima occasione per il Cortina. Passaggio completamente fuori giri qui di Adami, che ha preferito tirare in balaustra che servire l'uomo più vicino, che era il numero 60, Zanini Cedelli. 5 minuti giocati, nulla di fatto in questo power play a Pezzano, decisamente meglio il secondo special team, anche se in effetti niente di così altamente pericoloso per Arvid Young. No, onestamente Cottam spessissimo con il disco sulla stecca decide di non farlo girare velocemente nel terzo del Fassa, ritrova però la possibilità di tirare 3 o 4 volte, trova anche Adami bene dall'altro lato, non pericolosissimi secondo me, perché non gira veloce questo disco. Molto molto lenta la manovra ampezzana. Nonostante ciò il Cortina ha avuto 4 possibilità di conclusione, sì. L'ultima di Cottam era veramente poteva diventare molto pericolosa, visto che è stato il passaggio di Adami se non sbaglio, e Cottam si è ritrovato quasi con Young spostato dall'altra parte, sì, a colpire con un one timer. Scatola Fassana comunque ferma lì semplicemente ad aspettare l'evoluzione, sì, del gioco a Pezzano. Sì, far muovere la scatola invece sarebbe fondamentale in power sì, play. Già. Regola numero 1. Sì, la so anch'io, quindi. Sempre 1-0 per il Fassa, ricordo decide il gol di Leonardo Felicetti, che è tornato a casa quest'anno dopo l'esperienza giovanile a Iserlohn. Fassa cattivo anche più sugli ingaggi, vinti molti face-off per la squadra di Marco Liberatore, che dimostra anche solo da questo atteggiamento di essere più convinta. Cortina che ha a disposizione 4 linee veramente equilibrate, veramente buone a livello individuale. L'assortimento comunque è molto vario per il Cortina, deve trovare ancora una quadratura un po' del cerchio, soprattutto questa sera. Qui ci poteva stare, infatti arriva il fischio, bravo l'arbitro, molto bravo l'arbitro qui secondo me. No, perché ridi Mario? No, è stata una scelta insomma non facile secondo me, perché era uno sgambetto con la gamba, cioè un altro arbitro avrebbe potuto lasciar correre anche, no, diciamo. Guarda, visto che l'onestà viene prima di tutto, se non avessero fischiato quelle 2 penalità nel primo tempo, potevano anche lasciar perdere questa. La rivediamo nel replay. Comunque gamba sì, larga del giocatore del Fassa, e sì, De Zanna anche furbo ad andare a cercarla. Visto invece l'atteggiamento del primo tempo, fallo che giustamente viene fischiato. Un altro palo per il Cortina, quindi che va a pareggiare il discorso appunto delle superiorità con il Fassa nella prima frazione. Subito il tiro immediato di Phil Pietroniro. Chad lì davanti non riesce a toccare. Io personalmente mi permetto di dire con Chad Pietroniro, che è un discreto giocatore che mette molto dinamismo, molta grinta, dalla sua però una lacuna, quella appunto di essere un pochino, almeno in questo periodo di campionato, essere un po' freddo sotto porta. Nel power play io non lo gestirei personalmente. Un Tommaso Alverà che tecnicamente è molto dotato e anche freddo davanti porta, lo proverei nel primo special team sicuramente, a cospetto di Chad Pietroniro. Guarda, io non posso che darti ragione, aggiungo solamente però che non siamo sul ghiaccio tutti i giorni in allenamento con i ragazzi. Lo dici quindi... tu. No, sto scherzando ovviamente. E quindi le scelte immagino siano dettate anche da quello. Assolutamente, a quello che provo io Macca negli allenamenti e nel provare appunto il power play. Ecco Charles Pietroniro che spero ci smentisca ora con il gol che varrebbe il pareggio ovviamente, perché ricordo il vantaggio ancora tutto Fassano. Phil Pietroniro il tiro, nessuno riesce a deviare dopo la deviazione di una stecca fassana sulla botta dell'ex Asiago. Ancora lui, sempre la solita soluzione, però ovviamente Young ha tutto il tempo di disporsi in maniera precisa a coprire sul tiro di Phil Pietroniro. Vediamo se provano lo scambio qui Cazzola e Giftopoulos. Cosa che avviene nel traffico, arriva qui la vera conclusione, la vera occasione per il Cortina. Para bene qui Young col gambale. Para bene il portiere Fassano, ma finalmente un bel 1-2 Cazzola Giftopoulos. Grande giocata di Martino Valadarin qui. Pietroniro si addormenta lungo la blu, perde il possesso del terzo, regala il disco adesso a Giftopoulos, ma tutto nasce da un errore. È un altro power play giocato 1 minuto e mezzo dallo special team. Sì. Anzi, mi sa che se lo farà tutto questo power play.
Eccola qui l'occasione, wow, che gol mancato qui da Cottam, qui veramente divorata l'occasione da Cottam, qua porta spalancata, ancora Cazzola, e però non vanno a incidere. È giunto il momento di andare a colpire, arriva il tiro, ancora Jung si dispone in maniera perfetta, senza troppo scomporsi, va a parare il tiro, arriva un altro tiro in questo caso di Cottam, sempre su Jung, ma così non si segna Jung, l'abbiamo capito. Troppo prevedibile la manovra Ampezzana, fassa completo, attenzione, Cortina riesce a mantenere questa l'occasione più buona per gli Ampezzani, cerca il passaggio impossibile qui Giftopoulos verso Cazzola e ora va a cambiare. E ora cambiare tutto il power play eseguito dal primo special team. Un pochino esagerato perché tra poco vedrai che torneranno sul ghiaccio e sicuramente sentiranno la fatica di questo cambio, anche Chad Pietoniro ancora sul ghiaccio. A livello tattico non gestito benissimo questo power play, decisamente. No, per quanto siano stati sicuramente più pericolosi rispetto al primo power play, certo. Ma 2 minuti sul ghiaccio sono veramente troppi. Sì, anche perché non si sono visti grandi risultati per quanto abbiano fatto meglio. Vediamo cosa accade ora, c'è un semplice ingaggio in zona difensiva per il Cortina che getta l'ortica in un altro power play, un'occasione d'oro prima della metà dei 60 regolamentari di trovare il pareggio, ma ancora abbiamo visto tiri praticamente sempre da parte di Filippo Pietoniro. La vera occasione e forse quella diciamo migliore di tutta la partita del Cortina finora è stata quella sulla stecca di Giftopoulos con lo scambio dentro porta con Mike Cazzola. Sì, e pochi secondi dopo anche Cottam che con la porta abbastanza spalancata esattamente, tira fuori. Me lo stavo scordando. Barnabò in pressione, bravo qui a soffiare il disco, fa un ottimo lavoro qui Barney con Ronny De Zanna. Non bisogna neanche buttarla troppo sulla foga, certo bisogna andare a chiudere le marcate come fa benissimo qui Tommaso Alverà, però bisogna essere anche lucidi nel gestire il disco perché Cortina ha dalla sua una buonissima capacità e forse anche un gap tecnico a suo favore rispetto, e con tutto rispetto al Fassa, ma che non sta dimostrando ancora in questo periodo. Guardavo il break, Diego Iori soluzione centrale, Martino Madarì deve rispondere senza troppi problemi, però rischia un po' il Cortina di complicarsi la vita qui. Larker sotto pressione verso Barnabò, passaggio che arriva in qualche maniera verso Tommaso Verà, chiediamogli un numero. Tommaso Verà purtroppo la stecca di Hermansson devia il suo tiro alto sopra la traversa, sopra anche i cristalli. 10:21, siete in diretta su Radio Cortina, su Radio Studio Network e sullo streaming ovviamente. Per vedere le immagini live dall'Olimpico streaming hockeycortina.it. Nel replay Tommaso Verà prova il tiro, trova subito la spatola di Hermansson che devia il pack alto. All'ingaggio Zaria Celè di fronte a Caletti, lo vince Lampezzano, Cordiano al limite della linea blu. Occasione qui, arriva il gol del Fassa del 2-0. Dormita un po' nell'angolo, non c'è un perfetto back check da parte di Lampezzani e arriva il 2-0. Bel gol anche, Mario. Sì, vediamo nel replay. Sguscia via l'attaccante Fassano nell'angolo con doppia carica ampezzana e di conseguenza si crea la superiorità numerica, anzi un vero e proprio 1 contro 0. Poi anche bravo a metterla sotto il set, a tirare all'incrocio effettivamente. Sotto il primo incolpevole Martino, forse un po' leggerini i due ragazzi che hanno chiuso nell'angolo. Sì. Abbiamo la conferma anche dallo speaker di campo, il numero 6 Daniel Rossi Tedesco per il 2-0, c'è il power break, diamo la linea alla regia per quanto riguarda lo streaming. Speravo tu non mi portassi in dove assolutamente non volevo essere. C'è il power break, rientriamo anche con lo streaming. Cortina sotto di 2 marcature, è arrivato anche il secondo gol
dopo una fase dove Cortina ha ovviamente giocato di più il pack nel terzo difensivo difeso da Jung, ma per forza di cose, visto il susseguirsi delle penalità ai danni dei Fassani, nella prima vera occasione dove il Fassa è riuscito a giocare 5-5 e andare a colpire dalle parti di Matteo Vadarin, è andata a segnare la bella marcatura, con però ovviamente il difetto difensivo di un Cortina. Qui regala anche un disco Giftopoulos in back check agli avversari, che ci credono molto di più rispetto a Cortina, sono molto più anche tranquilli mi sembra sul ghiaccio. Cortina, quando va un pochino in affanno, quando cerca più le cose, non riesce a concentrarsi, a stare tranquillo, inizia a commettere diversi errori. Non può giocare sulla foga il Cortina, forse come nessuno deve giocare sulla foga, sulle iniziative individuali, perché è una squadra che abbiamo visto spesso commette errori anche disciplinari. Deve riuscire a trovare, anche se è difficile sul 2-0 a metà partita, ma c'è ovviamente un'infinità di tempo da giocare, riuscire a trovare la tranquillità, la calma di imporre il proprio gioco con serenità. Questo è ovviamente deve essere bravo Yuma Chak a dare questo contributo a livello psicologico ai suoi, perché mi sembra Cortina molto arruffone, molto sconfusionato la squadra ampezzana. Sì, ed è forse proprio questa la differenza tra le due squadre. Fassa che senza creare grandissime trame di gioco è comunque messo in campo molto bene, molto ordinato, aspetta e colpisce nel momento giusto. Sì, la dimostrazione è proprio, sono state le situazioni dove il Fassa, seguiamo questa azione, Enrico Larcher, il tiro, Jung, perché il Cortina è arrivato probabilmente sicuramente a colpire più volte la porta avversaria rispetto a quando aveva fatto appunto la squadra ospite, solo che sono tutti tiri, a parte quelle paio di occasioni che abbiamo sottolineato in precedenza, tiri tutti sempre da situazioni comunque difficili, da trovare un varco nella porta di Jung dagli angoli, dalla blu, con il portiere con la visuale aperta, quindi mai un tiro dallo slot, mai un'occasione, un 1-2 davanti porta veloce per arrivare liberi appunto a trovare lo spazio e a mettere il mirino sulla porta di Jung, che è un portiere oltretutto molto grande, quindi è molto difficile trovare un varco dagli angoli, e quindi un Cortina che gira sempre intorno, ma non trova mai il corridoio centrale, che ovviamente potrebbe aprire l'angolo di conclusione. E ancora molti errori anche come questi in fase difensiva, sono un po' l'esempio di un Cortina molto disordinato e molto disattento, in questo caso direi quasi nervoso. Eh sì, non è Jung che si mette in difficoltà in questa maniera. A livello di tiri credo che nel secondo tempo potremmo essere 12 o 13-4, però il parziale recita 1-0 per il Fassa nel secondo periodo. È la ripartenza del Fassa, vediamo, guarda che bene, riparte molto bene il Fassa e trova una coesione per il terzo gol. Qui c'è il buon check di Kotam, che sta giocando veramente molto bene questa sera, al di là del power play dove Mario sentenziava bene il canadese tenesse troppo il possesso del pack. Per il resto qui merito suo se il Cortina non capitola nuovamente. Tedesco, lo scambio e poi arriva anche il tiro. Matteo Vadarin, ottimo intervento qui, ma con che facilità però Rossi Tedesco è andato a colpire. Alberto Colli lascia il disco a Tommaso Alverà, deve fare tutto da solo qui, però in mezzo a tre uomini, con la manovra sempre piuttosto improvvisata da parte di Ampezzani, che provano con le vie solitarie, individuali, all'ingresso in zona. Alessandro Zanatta prova a lasciare scivolare le sue lunghe gambe e andare a prendersi questo pack. Arriva Mose in suo soccorso, che non riesce a intervenire e a raccogliere questo disco. Ancora escono però positivi Fassani qui con Schiavone, che rischiano poco. In qualche maniera poi la squadra di Liberatore riesce a liberare la zona. Phil Pietroniro, che probabilmente entrerà in zona da solo, infatti così accade. Trova un varco, prova subito a trovare la porta anche qui, scelta completamente sbagliata qui da parte di Pietroniro, completamente egoista questa scelta, e che rischia moltissimo infatti di andare a chiudere Enrico Larcher e Zanatta prima che arrivi Phil Pietroniro, che ha cercato la porta dalla linea rossa di porta. Queste cose le trovo veramente incomprensibili. Sì, tra l'altro tirando anche forte a mezza altezza, quindi impossibile anche deviarlo per qualsiasi compagno. Esatto. 5,57 al termine. Ancora Phil Pietronino assistito da Larcher. Volea alta che in qualche maniera no, non arriva Alessandro Zanatta. Disco che viene liberato dal Fassa, ci sarà probabilmente liberazione vietata. Qui Cortina adesso ovviamente inserirà la sua prima linea, che speriamo ci dia modo di
farci divertire e di andare vicino se non al gol, insomma di dare la possibilità al Cortina di sperare di accorciare le distanze e di riaprire il match. 5:46 al termine, il tempo scorre via veloce, ma vediamo che il Cortina fa una gran fatica ad essere pericoloso, quindi 2 gol sono pochi da recuperare nell'hockey, ma se si continua a giocare così diventano non sono assolutamente pochi da recuperare. No, Cortina pericoloso in power play. Devo dire che in 5 contro 5 veri pericoli per il buon Ljung non si sono stati corsi. No. Barabò, buona qui l'ingresso in zona con Giftopoulos, il tiro, arriva il gol. Bastava dirlo. Arriva il gol di Giftopoulos, 5 contro 5, non abbiamo fatto nulla, era anche ora che Giftopoulos andasse a scagliare un primo tiro verso la porta di, non il primo, ma insomma un primo tiro pericoloso e colpire proprio dall'angolo, però sul secondo palo con un rasoterra preciso. Sorpreso qui Ljung, bravo Giftopoulos, sorpreso Ljung che qui insomma non è stato forse perfetto, poi bisogna vedere l'angolazione giusta del tiro. Comunque il portiere alto, grosso, magari soffre un po' di più i tiri rasoterra, in questo caso bravissimo Giftopoulos. Sì. Ecco qua l'altra occasione proprio del Gift davanti a Ljung, anzi Giftopoulos qui si mangia il 2 pari nel giro di pochi secondi, era veramente solo e qui scaglia il disco senza troppa cura verso la linea blu. La Cortina riapre il match a 4:57 dal termine, dalla dimostrazione insomma di quando vuole spingere deve farlo, deve comunque gestire il gioco la squadra ampezzana. Ancora tanti break lasciati, Vallazza, la penalità anche qui piuttosto dubbia, se forse in ritardo la carica di Vallazza, vediamo se ci offre il replay. Ecco qui il replay offerto da salta qui Vallazza, era già per terra, era già giù, il fallo ci poteva stare, ma il giocatore del Fassa era già praticamente piegato sul ghiaccio. In tutta onestà anche qui bel numero dell'attaccante fassano su René Vallazza, che onestamente non ha fatto nulla se non il suo lavoro, il suo lavoro. Spingere all'esterno il giocatore. Attaccante fassano già in volo, era già per terra. E gli arbitri hanno fischiato. Sì, peccato per il Cortina in questo, dopo il gol ovviamente ha dimostrato e ha fatto vedere subito, immediatamente, di poter andare già a pareggiare con Giftopoulos, che non è stato in grado di replicare la bella marcatura del 1-2. Immediatamente l'occasione più o meno simile, nel senso lui solo contro Ljung, e adesso ovviamente il Cortina va a annullare questa sua possibilità di andare a pareggiare in 5 contro 5. E poi ovviamente in 4 contro 5 il Cortina non ha fatto moltissimi gol quest'anno in penalty killing, in short-handed goal, ma se ricordi bene Mario, anche i nostri tifosi più appassionati ricordano bene la caratteristica di qualche anno fa del Cortina nella coppia Zach Torquato e Riley Brace. Quanti gol, quante occasioni, quanto forte era quella special team di penalty killing del Cortina. Sì, soprattutto Brace era bravo in questo lavoro, provava a rubare metri e anticipi e partiva spesso in contropiede, lanciato dalle magie di Zach Torquato. C'è anche da dire che quando saltava la prima linea di pressing nascevano dei 3 contro 1, certo. Niente male per i difensori. No, è vero, nostri. È assolutamente vero anche questo. Poteva andare bene molte volte, ma sì. poi succedeva anche il contrario. Ovviamente erano Comunque, molto esotici lì davanti, Brace e Torquato, soprattutto nel penalty killing, e spesso hanno fatto gol, ma spesso hanno lasciato i difensori in panne, diciamo così. Sì. 3:87 al termine della seconda frazione, 2-1 risultato, partita viva, vibrante, soprattutto questo secondo tempo, con più occasioni da una parte e dall'altra. Il Cortina ha avuto anche i suoi power play mai sfruttati, il Fassa ne ha avuti 3 nel primo tempo, o forse 4 addirittura, e poi andiamo a controllare sul tabellino, ma ha punito su un'occasione di superiorità numerica. Ricordo il Cortina adesso è ancora in 4 uomini per il fallo di Vallazza, così giudicato dagli arbitri. È un 3-2, bisogna stare attenti qui, occasione per il Fassa, Martino Valdarin, tranquillo, monumentale, si dispone e qui sbaglia clamorosamente Cordiano il servizio, comunque poteva semplicemente allontanare il puck. Ancora l'uomo di Saronno che va a prendersi questo disco e in questo caso fa il suo buon lavoro, allontana il disco e lo porta dietro la rossa di Arvid Ljung. Hofer, Jori tedesco, Jori Kastlunger, attenzione ai 3. Ancora il capitano, sempre fortissimo, corridoio centrale, cerca Jori, devia il puck Jori, troppo alto,
si lamenta poco se stesso, no? Alzando la testa. Diego Iori, una bella occasione. Che giocata di Kaslunger. Questa era proprio una bella azione, Kaslunger illuminante verso Iori, d'altra parte giocano insieme da tanti anni. Iori cerca la deviazione, fortunatamente spara un po' alto, però bella azione. 2:35 al termine del secondo periodo, 2-1 il risultato. Ricordo ai 2 gol del Fassa nella prima frazione, il gol di Felicetti, poi è arrivato il raddoppio a firma di Daniel Tedesco. Ha riaperto la sfida Giftopoulos con un diagonale, è stato il tiro forse più pericoloso che ha ricevuto Arvid Ljung, che è stato impeccabile comunque finora. Eh sì, e pochissimi secondi dopo Giftopoulos ha avuto un altro disco d'oro per portare la partita in pareggio. Derek Eastman, non più un giovincello, ex Gardena, ormai la sua seconda stagione a Fassa, ormai veramente trapiantato in Italia, visto che si è convenuto a nozze con una ragazza gardenese, se non vado errato. Giocatore da molti anni ormai nel territorio nazionale, giocatore d'esperienza, di bravura sicuramente notevole, ma anche lui un pochino in una fase ovviamente calante di resa, visto anche un'età non più così verde. 1:35 al termine, si finisce in un carosello di errori, Mario, un festival di errori un po' centropista, e Fassa che però sta facendo meglio in questa parte finale di secondo tempo. Regalo ancora qui del Cortina, che si sbilancia con Alberto Colli, che non riprende la sua posizione ma va addirittura a forzare in fase offensiva, e il Cortina poi viene lasciato un pochino scoperto per un break affidato a Marco Sanna. C'è Adami al centro, Marco Sanna però non lo vede, era un po' in ritardo qui Adami, chiuso tra i giocatori. La carica da Tergo, anche qui forse ci poteva stare la sanzione, e infatti non è contento Sanna. Arriva gli Hermanson e Sanna, hanno qualcosa da dirsi. Carica sulla schiena di Sanna, e poi andremo a rivedere più nel dettaglio se la regia è stata così pronta a riprendere questa fase. Non c'è nessuna penalità, mi sa, però vediamo. Boh, insomma no, non c'era assolutamente. Poi insomma se ne sono date un pochino, ma niente di grave. No, niente di grave, non c'era la carica, non c'era il classico boarding in balaustra, perché si è solo appoggiato Hermanson sulla spalla neanche sulla schiena, sulla spalla di Marco Sanna. Sì, dalla reazione di Marco pensavo forse perché ha sbattuto, che il Fassano fosse intervenuto in maniera più ruvida, infatti, in realtà visto il replay è solo caduto male, è solo caduto un po' male Marco Sanna. Sì. 55 secondi al termine, arbitri a colloquio, ovviamente Adami va a sincerarsi, e così come Kaslunger, i 2 capitani da una parte e dall'altra, per capire un po' le decisioni degli arbitri che probabilmente andranno a prendere su questo intervento, che noi dal nostro umile parere abbiamo giudicato in questa maniera non penalizzante, ma potrebbe esserci anche una penalizzazione per entrambi i giocatori, che hanno avuto un pochino un diverbio successivo. Ma credo che stessero solo giocando a pari dispari per decidere dove in che zona del campo riprendere l'ingaggio. È andata bene Cortina che spingeva per il terzo offensivo, ovviamente. Ha vinto Cortina. 55 secondi al termine, sempre in diretta su Radio Cortina, Radio Studio Network per gli amici fassani, e ovviamente lo streaming di Cortina.it. Leonardo Felicetti, autore del primo gol, con Caletti si trova a Meraviglia, sicuramente per una linea che, ricordo, un Fassa che deve fare a meno di Bomber Mizzi, un Cortina deve fare a meno di Marco De Filippo, ma soprattutto questa sera di Luca Zanatta. Se va via così anche questa seconda frazione, mi sembra che nessuno vuole osare di più. Cortina è riuscito a segnare un gol a fatica, ma ha trovato il gol che permette agli ampezzani insomma di giocarsi un terzo tempo con più speranze. Cottam va a prendersi questo pack, è decisamente uno dei migliori Cottam questa sera del Cortina, per quanto espresso con volontà. Poi ha dalla sua purtroppo il difetto di tenere un po' troppo il disco, però tendenzialmente quello è stato un po' più attivo del Cortina, anche come qualità di gioco, come temperamento sul ghiaccio. Finisce quindi il secondo tempo dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio tra Fassa e Cortina. Risultato per la squadra ospite, appunto quella diretta da Marco Liberatore dei Fassa Falcons, 2-1. Ricordo il gol iniziale di Felicetti nella prima frazione, ha raddoppiato Daniel Rossi Tedesco nel secondo periodo, è arrivato il gol
unico del Cortina che ha corso le distanze, di Remy Giftopoulos. Mario, un veloce disamina, sintesi di questo secondo tempo, velocissima, in 3 parole. Velocissima, giusto così. Perfetto. 1-1, giusto così. Linea alla regia. Sono 21:45, riprendiamo la diretta dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio senza qualche problema con i nostri utenti per vedere lo streaming in maniera nitida e pulita, ma sono problemi tecnici purtroppo dovuti alla rete di internet. Confidiamo questo terzo tempo i nostri capacissimi tecnici operatori abbiano risolto il problema. Per quanto riguarda la radio, siamo live ancora su Radio Cortina e Radio Studio Network per la cronaca del match valevole per la Alps Hockey League, ma ricordo punti importantissimi anche per il campionato italiano, per la classifica che regalerà alle prime 4 appunto le prime 4 che si disporranno in ordine per raggiungere appunto lo scudetto 2020-2021. Risultato di 2-1 dopo 40 minuti a favore della squadra ospite. Il Cortina è riuscito ad accorciare con Giftopoulos dopo il 2-0 Fassano nella seconda frazione. Ci attendono 20 minuti veramente infuocati. Il Fassa deve assolutamente vincere per sperare di trovare un posticino tra le 4 regine del campionato italiano. Il Cortina ovviamente vincendo garantirebbe il suo corso verso lo scudetto, verso la lotta allo scudetto ovviamente, mentre ci sarebbero comunque importanti punti per entrambe anche nella classifica della Alps Hockey League. Giocato 1 minuto e 15, 2-1 risultato per il Fassa. Secondo tempo come sentenziato da Mario Pizzamore qui accanto a me, giusto così, perché in effetti il risultato è giusto per quanto visto sul ghiaccio, quanto sprecato dalla Cortina, quanti errori fatti dalla Cortina, quanto sprecato in powerplay e quanto ben gestito dalla squadra di Liberatore. No Mario? Assolutamente sì, confermo. Cortina che ha sprecato tanto in powerplay, che però ricordo poteva trovare il pareggio pochissimi secondi dopo il gol di Giftopoulos con lo stesso attaccante greco. Alberto Colli si attarda nel servizio, poi trova giusto un passaggio breve verso Cottam, che adesso rimane in linea con Pietro Niro. Forse Cazzolo deve andare a cambiare, arriverà Tommaso Alverà probabilmente sul ghiaccio per la terza linea ampezzana. Passa più ordinato, come si vedono anche dall'immagine, in uscita di zona. Zanet cerca l'incrocio dei pali, non trova per fortuna, può ripartire il Cortina. Fassa che è riuscito con 3 passaggi ad arrivare subito alla conclusione, riesce subito a recuperare un pack. Alberto Colli qui saltato agevolmente da Schiavone, che non è proprio l'ultimo arrivato. Si lotta lungo la balaustra, ne esce pulito qui Cottam.
prova ad andarsene da solo, non ha molte altre soluzioni. Harrison Cottam prova di nuovo il tiro impossibile, un po' troppo spesso questa conclusione che non porta sicuramente a nulla. Solo un macroscopico errore di Ljung potrebbe permettere un gol da quella posizione. Alessandro Zanatta verso il tiro adesso di Averà, alto. Ancora Chad Pitoniro per Alessandro Zanatta, vanno a cambiare gli altri due elementi della terza per dare spazio a quelli della quarta. Iori, c'è la pressione della quarta linea Pezzana sulla prima linea dei Fassani, che adesso riescono a uscire dal proprio terzo recupero di Zardini Acedelli, che deve evitare una carica, poi la stecca, poi anzi in maniera inversa. Filippo Toniro, la sua soluzione solitaria, individuale, come purtroppo spesso accade, trova comunque un tiro importante. Luca Balaustra prova a farsi spazio, Zardini Acedelli, il disco viene allontanato, portato fuori, raccolto ancora da Filippo Toniro. Verso Moser, rischia molto qui, passaggio completamente sbagliato, regalo al Fassa di Andrea Moser. Tedesco evita l'Archer, prova a stare su di lui il giovane Enrico, non riesce a prendere il disco, però riesce comunque ad intervenire, a portarlo largo. Soluzione centrale, raccoglie Noasani Acedelli per la ripartenza, affidata a Moser. Moser scarica il disco completamente, anzi sembrava uscisse dal ghiaccio, invece è perfettamente all'interno del rink. Giocati però già 5 minuti, risultato che rimane ancorato sul 2-1. Sanna, qui ostacolato, e ancora rivediamo la grande difficoltà a trovare una trama di gioco, i giocatori ampezzani che si trovano tutti nella stessa zona di campo, nello stesso fazzoletto di campo, e si riparte sempre sulla neutra con un'azione individuale che va a cercare di entrare, va a cercare fortuna nel terzo avversario. Penalità ad Dani del Cortina adesso. Adami secondo me è penalizzato per questa carica scomposta, un pochino disordinata sulla schiena. Sai che secondo me l'arbitro non punisce la carica, perché in un primo momento aveva lasciato correre, e punisce la perseveranza di Adami a cercare il contatto e a togliere anche il casco all'avversario. Primi minuti, se mi permetti, molto più permissivi dal punto di vista arbitrale. Sì. Carica nei primi secondi proprio sullo stesso Adami, che secondo me era nervoso ancora da quell'intervento, non sanzionata, e un minuto dopo carica su Iori, altrettanto non sanzionata. Vediamo cosa accade adesso. Grande occasione per il Fassa per tornare con il doppio vantaggio sulla squadra ampezzana. 2-1 ancora il risultato. Power play, ricordo l'ultimo del Fassa è stato quello fortunato che ha regalato l'1-0 alla squadra ospite. Arriva il tiro deviato alto, raccoglie Iori. Kastlunger sulla blu riesce a mantenere dentro Hermansson. Buon servizio per Iori, che non si affretta nella soluzione interna per cercare il corridoio verso Rossi, però ancora possesso Eastman, continua a riesce a mettere fuori, nasce un break per gli Ampezzani. Giftopoulos, Cazzola prova a allungare, si ritarda un po' e poi cerca il numero qui e Cortina colpisce il palo in maniera sfortunata, ma che nasce da una situazione un pochino anche fortunosa con l'aggiramento della gabbia. Kastlunger, servizio interno, bravo qui Vallazza a chiudere su Diego Iori. Che rischio per il Cortina di capitolare, ma ha rischiato anche molto Cortina di andare a pareggiare il match con 4 uomini contro 5. Hermansson carica lo slap, para Martino Vadarin, pulizia del terzo non fatta, solo dello slot. Passa molto convinto in questo power play, anche se ha lasciato quell'occasione per Cortina. Ancora Martino Vadarin bravo, qui Chad Pietoniro allontana. Due colossali occasioni da una parte e dall'altra, incredibile autopalo, anche se nell'hockey ovviamente non esiste l'autogol, ma in questo caso sarebbe stato molto molto vicino. E dall'altra parte bravo Martino Valledarin. Sì, molto bravo Martino Vadarin. Fasi di gioco ancora piuttosto statiche, nonostante il Fassa abbia ancora qualche residuo di power play.
Felicetti, il Cortina comunque si è comportato abbastanza bene in questo special, in questo penalty killing, andando anche a rischiare di colpire il contropiede. Poi Giftopoulos ha fatto la scelta forse meno saggia, quella invece di concludere o invece di passare prima a Cazzola. Certo, Cazzola ha mancato nello spunto per andare in progressione, per dare la possibilità a Giftopoulos di trovare il suo bastone, e poi ha provato un numero un pochino improvvisato con una sorta di spinorama davanti porta, e quello che raccontava Mario nell'occasione che adesso potrebbe diventare importante per Adami perde il pack sull'allungo di Tommaso Alverà. Raccoglie adesso proprio Tommaso Alverà. Passaggio lungo per De Zanna sulla neutra, ancora Cortina molto impreciso, ancora con poche idee. 12 minuti al termine, solo un gol da recuperare, ma ci vuole molto più gioco. Alverà verso Danilo Cedelli, prova le finte, prova il tiro, non riesce a saltare l'uomo, Disco comunque rimane lì. Almeno Cortina guadagna ingaggio in zona in questo caso. Bel passaggio centrale di Tommy Alverà per la corrente Noah Zardini a Cedelli, e ci guadagniamo, esatto, quantomeno un ingaggio nel terzo offensivo. Alverà. Vediamo l'azione, qui Zeceri prova a mettere il Disco in mezzo alle gambe di Hermansson, se non vado errato, forse era Hofer. Ancora l'ingaggio ai 60 a Pezzano. Viene richiamato all'ordine per un ingaggio da rifare, anzi da fare. Kaslunger, bene, ancora il Fassa, che è sempre pulito. Mario, hai visto anche nelle possibilità di, quando sotto pressione esce dal suo terzo, sempre con 3 passaggi rapidi e con la giusta precisione. Qui bravo Rico Larker, salta con molta eleganza un avversario, Phil Pietroniro. Verso Moser, ingresso in zona, peccato, doveva cercare più l'angolo del campo qui invece che un passaggio breve. Nessuno riesce a raccoglie Noah Zardini Cedelli nel suo terzo, prova a dare progressione alla sua patinata, deve fare tutto da solo, si allunga il disco, se lo butta lungo per andare a cercare almeno di spostare il baricentro della squadra pezzana, che adesso andrà a cambiare in gran parte dei suoi elementi, però escono perdenti dalla mischia i giocatori pezzani per un break avversario contenuto, però 3 uomini del Cortina, vediamo se sono bravi, anzi lasciano addirittura tirare qui Cordiano, Giftopoulos e Cazzola, anzi Cordiano, Vallazza e Giftopoulos lasciano arrivare al tiro i Fassani, che erano in inferiorità numerica in questo break. Più convinto decisamente il Fassa, anche se non ha fatto tanto di più, ma più convinto, più pulito nel suo gioco. Sì, Fassa che continua a essere molto ordinato. Giocatori al posto giusto più o meno in tutte le fasi e le zone del campo, e ragazzi fassani che iniziano anche a giocare un po' col cronometro. Tedesco, passaggio interno, cerca la stecca di Caletti, deviazione non trovata. Barnabò, anche qui passaggio verso Cazzola, riuscito, ma è sempre comunque una soluzione d'emergenza che fa vedere alcune lacune di gioco proprio del Cortina. Da fermo cerca il giocatore più lontano, lo trova sulla stecca, ma Cazzola è completamente fermo anche lì sulla linea blu, non può dare proprio progressione alla sua patinata. La buona chiusura qui di Colli su Tedesco, De Zanna. Io confido in un power break qui, cioè che Ivo Masca dia un attimino un pochino dei giusti consigli per affrontare questi ultimi 10 minuti. Manca assolutamente poco, il tempo scorre via veloce, c'è solo un gol da recuperare, come ricordiamo, ma il Cortina veramente si è fatto vedere pochissimo dalle parti di Ljung in questo terzo tempo, almeno in maniera pericolosa. Assolutamente sì, poca costruzione in ingresso nel terzo offensivo, e credo circolazione nel terzo con più di 2 uomini praticamente nulla fino a questo momento. Mario, poi che andiamo a vedere cosa accade negli altri stadi, ricordavamo la vittoria dell'Asiago su Lubiana, che è la vera sorpresa della serata, ovviamente un Lubiana che arriva alla terza sconfitta stagionale, tutte e 3 ad opera di squadre italiane, 2 del Brunico e questa sera appunto dei Leoni giallorossi. Sì, confermo che da Asiago arriva la vittoria della Perfetto. Squadra di casa per 5-2 con doppiette dei Frey e Rosa. Perfetto. Dagli altri campi il Bregenzerval vince a Feldkirch 5-1, il Lustenau vince addirittura 9-0 a Kitzbühel,
Il Renone in vantaggio 3-2 sul Valpusteria a metà del terzo tempo. Mentre l'altra sfida che ci è già conclusa è E quella alle di 18 Vipiteno, giusto? si è conclusa la sfida tra Vipiteno e Gardena con la vittoria degli ospiti per 6-3. Perfetto, grazie Mario. Ricordiamo che siamo in diretta e ora andiamo invece lì in regia per il power break e speriamo che qui Ivo Masca dia le dritte giuste ai suoi per affrontare questi ultimi 9 minuti. Siamo sempre in diretta invece su Radio Cortina, ricordando il nostro... Chi non conosce ancora Stuzzica la Voglia, deve andarci subito a San Vito di Cadore in piazza. Stuzzica la Voglia è il nostro partner per Radio Cortina. Assolutamente, confermiamo, andate tutti da Corrado. Anche in questo momento di difficoltà, come il Cortina un pochino in difficoltà questa sera nel recuperare quello che sembra un niente, perché è solo una marcatura. È chiaro che la squadra ampezzana manca veramente la qualità del gioco e di conseguenza la possibilità di arrivare a concludere dalle parti di Jung in maniera più pericolosa. Dall'altra parte c'è da dire che il Fassa sta giocando una partita perfetta, ordinata, precisa, pulita, 1-0, 2-0. Cortina ha dato qualche illusione di poter recuperare il match nel secondo tempo con il gol di Giftopoulos, ma sono trascorsi già 10 minuti della terza frazione e il Cortina non ha dato ancora segnali di vendetta in questa terza frazione. Dall'altra parte un Fassa che continua a giocare alla stessa maniera, ordinato, senza rischiare nulla, senza sbavature e andando qualche volta anche a essere ficcante in contropiede. Ingaggio vinto al Cortina, Filippo Tonino il tiro, ancora nessun problema per Jung, tiro neanche troppo violento, ma panorama completamente pulito per lo svedese. Eh sì, questa è la classica situazione in cui servirebbe un tiro rasoterra e una deviazione dell'uomo davanti allo slot. Troppe cose forse questa sera. Qui mancava sia il tiro rasoterra sia l'uomo davanti allo slot. Esatto. Si va dall'altra parte, alla destra del nuovo portiere svedese del Fassa. Ingaggio vinto la Cortina, poi pro disco preso sulle stecche fassane. Larker, bella la partita anche sua, ha fatto un paio di gesti veramente di alta qualità tecnica il giovane classe 2004 Enrico Larker. Cicca completamente il disco qui Tommaso Verà, niente di grave. Cortina può recuperare, ora andare a impostare a 8:32 dal termine. Passaggio alto per Cottam completamente fuori porta il suo tiro di quasi 50 cm. Poi arriva dal tiro dalla distanza, Jung in qualche maniera con il pack che si infila sotto il suo pattino, sempre con occasioni alquanto improbabili. Un tiro sotto pressione da parte di Filippo Tonino e qui poteva starci il gol, poteva arrivare solo con un grande errore di Jung che non c'è stato del tutto, diciamo, anche se insomma alla fine della parata è fortunato Jung sia a bloccare il disco, tante volte si infila lentamente in porta, non in questo caso. Bravo lo stesso Pietroniro pochi istanti prima a pescare Cottam con un passaggio lunghissimo. Anche qui Giftopoulos alza la testa come per dire: che cosa ho fatto? Ha tirato il disco, ha guadagnato sì un ingaggio, ma ancora queste soluzioni da distanze siderali che ovviamente devono trovare solo un Arvid Jung disattento per poter andare a trovare il pack in fondo alla rete. 8:14 al termine, sempre in diretta su Radio Turo Network, Radio Cortina, lo streaming di hockeycortina.it. Qui lo scambio con Vallazza che arriva al tiro, ma è sempre più o meno la fotocopia dei tiri precedenti. Tiro con nessuno davanti porta, quindi Jung rimane lì a bloccare senza troppi patemi e un Fassa che rimane nel suo terzo con ingaggi che si ripetono nella zona offensiva del Cortina, ma Cortina continua anche a vincerli, ma trova ancora solo tiri dalla linea blu, nient'altro. E Fassa ovviamente adesso gioca al risparmio. Sì, 2-3 ingaggi vinti di seguito da Cazzola, disco al difensore, però come dicevi bene tu, visuale troppo aperta, troppo limpida per il portiere fassano. Cordiano prova a fare lui adesso tutto da solo, l'uomo di Saronno, bello scambio con Cazzola, questa è la bella soluzione per Giftopoulos, il tiro che dà l'illusione del gol, colpisce solo l'esterno della rete
la conclusione di Giftopoulos, ma finalmente apprezziamo una discreta combinazione da parte di giocatori ampezzani nel terzo. Ci fa sentire anche un po' la fatica forse, ma vediamo ancora Giftopoulos e Cazzola sul ghiaccio. Arriva anche De Zanna adesso per il cambio. Cazzola dietro la gabbia, prova ad aggirarla, cerca Giftopoulos, prova la conclusione da solo. C'è la buona parata qui di Jung, che anche qui comunque si disimpegna senza troppe complicazioni, anzi riesce addirittura a deviare il disco oltre i cristalli per permettere ai suoi di giocare in ingaggio e soprattutto non lasciare ribattute davanti alla sua porta. Illuminante pochi istanti prima Cazzola per Giftopoulos e ancora Cazzola con una bella azione a girovagare dietro la porta, para Jung. E qui arriva invece la parata di Iori con un classico block shot sul tiro di Phil Pietroniro e tutta la panchina ovviamente si complimenta con il Diablo per essersi opposto alla conclusione di Pietroniro, che ha dalla sua proprio un grandissimo tiro, ma ci sono le serie in cui trova sempre la porta, ci sono invece le serie come questa dove trova la porta sì, ma trova Jung attento e non trova angoli accattivanti della porta dello svedese. Disco che rimbalza sul bordo del plexiglass e poi lungo la zona neutra rimane in campo, ma arriva il fischio arbitrale. 6:25 al termine, ovviamente ci crediamo, c'è tutta la possibilità di trovare il pareggio prima dei 60 regolamentari, ovviamente di segnare un gol, questo sì. Cortina ci deve credere di più e se non c'è a livello tecnico la squadra ampezzana deve metterci veramente molta, ancora più motivazione e grinta per andare proprio a giocare sul Jung, è quello che manca. Nessuna situazione nello slot dove c'è stata un po' di confusione, dove qualche rimbalzo possa diventare propizio. Manca proprio questa tendenza alla squadra ampezzana di andare a giocare sulla porta, invece si gioca sempre larghi con tiri un pochino più o meno improvvisati dalla blu. E il Fassa fa buon gioco perché ovviamente non a livello difensivo è molto ma molto più ordinato del Cortina. Eh sì, complicare il lavoro di Jung sarebbe la prima cosa da fare e stasera gli stiamo facendo fare un figurone al pur forte portiere Fassano. È qui che giocata in uscita, visto il Fassa, 4 passaggi sulla stecca, si trovano a memoria, complimenti al Fassa che dimostra di giocare veramente bene. E qui arriva al tiro Trotner dopo 4 passaggi nel proprio terzo. Al quarto passaggio Trotner trova la conclusione verso Valle d'Arina. Taglia il line up Io Masca, lascia fuori la quarta. Il Cortina riparte con un giocatore a terra del Fassa che ha preso un colpo. Non ci siamo sicuramente accorti, vediamo se la regia è riuscita a inquadrare e a ripeterci cosa sia accaduto al giocatore Fassato, che è Diego Iori se non sbaglio. No, forse no, è a terra nel terzo ampezzano. Vediamo la ripartenza del Cortina con Giftopoulos, il suo tiro telefonato anche questo, Jung senza problemi. Onestamente anch'io mi sono perso l'intervento nel terzo difensivo del Cortina. Rivediamo nelle immagini proposte dallo streaming, ovviamente quelle che possiamo raccontare anche via radio. A 5:34 al termine, risultato sempre di 2-1. Ancora a terra il giocatore Fassano, non siamo riusciti a scorgere il suo numero. Sembra qualcosa di una botta forse Felicetti, allo Luca? sterno. Sì, credo potrebbe essere sì, non ha Felicetti, anzi sa il numero, forse vediamo. Anzi era Biondi, era Luca Biondi che si accomoda e rassicuriamo tutti gli ascoltatori da casa, quelli che hanno visto le immagini si sono accorti che non c'è niente di così grave, se non una brutta botta forse al petto, quindi anche per tutti gli ascoltatori di Fede Fassana rassicuriamo che Luca Biondi sicuramente è dolorante, ma non si sembra niente di così preoccupante e questa ovviamente è la cosa migliore, è la cosa che ci auguravamo potesse essere, visto che il giocatore era a terra, è rimasto a terra. 5:34 a disposizione degli ampezzani per trovare il gol del pareggio, intanto quello e poi chissà, anche se fare 2 gol al Fassa di questa sera in questo momento mi sembra alquanto difficile, un gol già basterebbe, no Mario? Assolutamente sì, ennesimo ingaggio vinto nel terzo offensivo ancora da Cazzola. Maizanata per Giftopoulos, chiuso dal rientro del sempre bravo
Kaslunger, Hofer con molta tranquillità, qui è bravo Barnabò a intervenire in anticipo, ovviamente fa tutte queste soluzioni, questi dischi negli angoli fanno il gioco del Fassa, che può perdere secondi importanti. Cortina deve imparare a uscire vincente da queste situazioni e trovare soprattutto una via di tiro dallo slot, perché continuiamo a vedere tiri come questo che arriva e nasce anche una bagarre, nasce una penalità e nasce anche un piccolo far west lì davanti con Luca Barnabò, il nato giocatore del Fassa, forse Schiavone, anzi no, non è Schiavone, si guardano in cagnesco i due, si sono dati qualche cartella, Luca Barnabò e Kaslunger, proprio Martin Kaslunger. Classica situazione dell'hockey dove l'attaccante va a dar fastidio al portiere che ha già parato. Capitan Kaslunger difende ovviamente il suo portiere, ma Barnabò non si fa mettere i piedi in testa. Niente di grave anche qui. Ok, prenderanno la via della panca puniti entrambi i giocatori, che continuano ovviamente a proferirsi a vicenda sicuramente non dei complimenti per lo stesso numero di maglia, se non vado errato, le proteste e tutto questo, anche questa fase di nervosismo ovviamente fa un favore al Fassa, anche se lascia fuori ovviamente il suo uomo migliore per i prossimi 2 minuti. Questo sì, anche questa situazione abbastanza chiara, fuori tutti e due, 2 minuti e si continua a giocare, non serve discutere mezz'ora adesso, come invece sembra stiano facendo i 2 arbitri con i capitani. Sì, piuttosto nitida la situazione di gioco che è accaduta. Qualche cazzotto è volato, niente di grave, nessuno si è fatto male. Hockey su ghiaccio, tante volte, troppo spesso ci mancano questi momenti. Questa sera, insomma, in una sostanzialmente bella partita che a livello spettacolare non è che ci abbia fatto proprio divertire o insomma rabbrividire, ecco. Però insomma la partita è equilibrata, con un Fassa decisamente migliore del Cortina per qualità di gioco. D'altra parte invece un Cortina che sta provando un po' la sua maniera, come tante volte, diverse volte è riuscita a raggiungere anche e a rifarsi di situazioni difficili, altre volte no. Vediamo quale sarà il caso questa sera. Gaggio vinto dal Fassa, Giftopoulos a lottare dietro la porta con Cazzola, escono ancora vincenti i fassani che riescono comunque sempre a raddoppiare, e ancora Puliti in contropiede regalato sulla stecca di Edo Caletti che cerca il secondo palo, non lo trova, c'era Felicetti libero, ha provato la situazione personale, continua forse, adesso arriva un altro break per Giftopoulos, suggerimento, cicca completamente il disco Chad Pietroniro. Eccessive durezze, quindi l'avevamo ovviamente prevista questa penalità, ma che gol si è mangiato qui Chad Pietroniro, che proprio non ne vuole sapere. Un gol solo per l'italo canadese che arriva appunto via Fassa insieme al fratello Phil. Occasionissime da una parte e dall'altra, prima Caletti in contropiede tira, disco forse deviato da Martino Valledarin che comunque esce dal terzo, contropiede Ampezzano con Giftopoulos che serve un disco d'oro a Pietroniro che cicca e non riesce a battere Ljung. No. 4:15 al termine, siete ancora ovviamente in diretta su Cortina Porto Streaming, ancora qualche problema per la rete per riconnetterci a Radio Cortina. Disco nell'angolo, Marco Sanna, buona la soluzione, buono anche il primo tiro di prima intenzione di Ronny De Zanna, ma ancora nulla da fare, ancora Ljung attento che fa il suo lavoro in maniera perfetta, senza sbavature. Forse l'unica sbavatura proprio l'ha avuta sul tiro che ricordiamo prima di Giftopoulos, anzi sì, dalla blu di Giftopoulos, ricordo male, che gli è rimasto sotto il gambale. Ancora gioco fermo all'Olimpico, tutto da rifare, Cortina ha ancora pochi minuti a disposizione per recuperare il match, che ricordo la vede sotto di un gol. 22:11 ancora live su Radio Cortina, 3:47 al termine, Fassa 2, Cortina 1, ormai è deciso Maciacca, la quarta linea non gioca più, ormai da qualche minuto, Cortina prova a spingere con 3 blocchi, che stanno effettivamente conquistando il terzo del Fassa, ma
senza mai andare proprio ad essere pericolosi davanti alla porta di Jung. Sempre tiri dalle vie esterne, tiri dalla blu e tanti dischi persi che regalano l'opportunità ai ladini di ossigenarsi, di andare a prendere il terzo del Cortina con molta tranquillità, gestirlo, visto che la squadra ladina ha dalla sua anche una buonissima capacità tecnica in molti giocatori. Trotner chiuso da Vallazza, ha fatto un buon lavoro comunque Trotner prima, ancora Cazzola, Cencischia con il pack, poi in qualche maniera riesce a guadagnarlo con la mano, se lo mette giù, va da solo, prova a saltare Hofer, va poi a anticipare la carica dell'avversario lungo la balaustra, ma è tutto sempre un gioco piuttosto sempre dettato dalla disperazione, da provarci negli ultimi secondi. Vediamo se la fortuna premia il Cortina, ma mi sembra che non sia proprio la serata fortunata questa sera, se proprio dobbiamo contare su di quella, Mario, perché mi sembra altro che di lucido, di limpido in questi minuti, di congegnato, ci sia ben poco, Mario. Di costruito purtroppo sì, poco. La fortuna poteva guardare un po' in giù verso i colori biancazzurri almeno in un paio di occasioni, in particolare l'autopalo con Giftopoulos. Cortina che però ci sta provando, come dicevi te, in maniera caotica, però ci stiamo provando. (22:13) ancora su Radio Cortina, Radio Sur Network e hockeycortina.it. Cortina sotto a 1:48 al termine, qui sbaglia tutto Giftopoulos e poi non riesce neanche a recuperare perché sta giocando praticamente 5 minuti sul ghiaccio negli ultimi 6. Arriva la liberazione del Fassa, ingaggio in zona, ovviamente io Masciacca, vediamo se richiama i suoi o lascia giocare ancora gli stessi sul ghiaccio. Infatti, anzi arriva Marco Sanna. Time out per il Cortina. Time out per il Cortina. Facciamo un riepilogo dei risultati di altri campi, caro Mario, vedere se sono terminate quasi tutte le sfide, alcune le abbiamo già sentenziate. Vediamo intanto in questo time out chiesto da io Masca. Approfittiamo e ricordiamo allora a Vipiteno il Gardena vince 6-3 partita delle 18, l'Asiago batte 5-2 in casa all'Olimpia Lubiana, il Bregenzerwald vince 5-1 a Feldkirch. Questo è il risultato anche a sorpresa. Bregenzerwald che ha vinto le ultime 7 partite di fila. Però. Lustenau che vince 9-0 a Kitzbühel, Ritten, Renone e Valpusteria sono al supplementare dopo che la partita è finita 3-3. Benissimo, quindi ancora le partite attive sono quelle appunto della Rittner Arena dove si gioca l'overtime e quella olimpico dove si sta giocando gli ultimi 100 secondi. Vediamo, Martino Valdarina resta tra i pali, almeno questa è la scelta iniziale di Ivo Asca all'ingaggio in zona offensiva con Bombo Adami al face-off. Vediamo cosa accade in questi ultimi 100 secondi. Adami perde la sfida dell'ingaggio, può allontanare il Fassa ancora in maniera precisa e regala un contropiede a Diego Iori che sotto pressione non riesce a trovare l'assist centrale, però ancora la buona amministrazione del pack da parte di Hermansson. Diego Iori sbaglia tutto qui, Cortina doveva approfittarne e andarsene via di grande carriera. Zanatta verso Sanna, anzi De Zanna. Sanna di Slagabbia, esce Martino Valdarin, Sanna deve controllare il pack, molta attenzione qui perché deve ovviamente essere richiamato l'attenzione visto che Martino Valdarin ha lasciato la sua gabbia. Extra player per il Cortina che si affida ancora a Chad Pietroniro lì davanti con Giftopoulos, Cazzola, Cottam e offside proprio di Chad Pietroniro. Non ci siamo. No, qua inciampa Chad Pietroniro e fa l'offside proprio scivolando nel terzo offensivo prima che entri il disco. Oltre a Mike Zanatta, tutti gli uomini di squadra straniera sul ghiaccio per i 6 uomini di movimento Ampezzani in questi ultimi 50 secondi. Vediamo se daranno dimostrazione della loro bravura e ovviamente condita anche da un po' di fortuna, visto che 50 secondi al termine, quelli che fino a poco tempo fa sembravano veramente sembrava tanto tempo per poter recuperare una sola marcatura, ma era la nostra paura, era il nostro ovviamente c'è icing. Il Cortina giocherà adesso
fallisce la porta clamorosamente qui da centropista e regala un ingaggio in zona per il Cortina, poteva diventare pericoloso. Quella che è la nostra paura, quello che aveva il nostro sentimento, quello che avevamo letto nell'arco della partita, non dico fin da subito, ma dal 2-0 Fassano, che il Cortina avrebbe fatto una gran fatica a segnare questa sera, è la dimostrazione proprio che il Cortina ha fatto solo un gol e siamo qui a lottare per trovare il pareggio a 40 secondi dal termine, quando il Cortina ha avuto più di metà match per poter recuperare le due marcature. Eh sì, gli ampezzani sono un po' mancati dal punto di vista della costruzione, tanto nervosismo, tante azioni caotiche. Kotam fa circolare il pack lungo la balaustra, se lo va a prendere Giftopoulos, 26 secondi al termine, chiuso bene qui a doppia mandata Giftopoulos, riesce in qualche maniera a uscire vincente e arriva il tiro di Giftopoulos di nuovo alle stelle. C'è una penalità ai danni di un Fassano a 17 secondi al termine e insomma questa è assolutamente l'ultima occasione per il Cortina di poter giocare con due uomini in più. Ricordo che Martino Valdarina è fuori per sua scelta, per dare la possibilità di giocare a Ivo Macciacca con un uomo di movimento in più, ma non è un giocatore ampezzano, ma è Cazzola che va. No, è sì, Cazzola. Penalità data a Cazzola. In realtà nessuno se n'era accorta, perché né gli ampezzani né i fassani avevano l'atteggiamento di quelli, no, diciamo, esatto, recriminatori. Sì, infatti erano tutti pronti a fare l'ingaggio nel terzo attacco del Cortina. Evidentemente ci siamo persi qualcosa. Se la combinata Cazzola non è la prima volta che insomma ci regala questi falli in situazioni critiche. Ricordo in un match in un overtime di 5 minuti Mike Cazzola è stato capace di compiere 2 penalità, quindi 4 minuti il Cortina ha dovuto giocare e poi ricevere il gol che ha regalato la vittoria alla squadra avversaria. Fassa esulta e ne ha ben donde e fa bene a festeggiare questa partita dove la squadra di Liberatore è stata perfetta sotto l'aspetto tattico pratico della partita. Dall'altra parte una Cortina che invece ha avuto anche qui il Cialpi, non aveva qualcosa da dire all'arbitro, ma meglio allontanarsi dal ghiaccio per non commettere sciocchezze. Sì, poi bravo Ronny De Zanna a portarlo via. Le proteste erano ancora riguardanti quel fuorigioco dopo l'inciampo, poco da dire, poco da protestare anche. Bene, finisce qui la partita. Il Cortina ci aspettavamo ci regalasse una soddisfazione questa sera che valeva doppio, invece chi porta a casa praticamente 6 punti è il Fassa, che guadagna 3 punti nello stesso match ovviamente per la classifica della Alps Hockey League e 3 punti nella classifica per gli scontri diretti tra squadre italiane nella classifica per il campionato italiano. Quindi il Fassa questa sera nella speciale classifica dell'Italian Hockey League va a 10 punti con 8 partite giocate. Il Cortina resta a 14 con 9 partite giocate. Per la Alps Hockey League vi daremo i dettagli migliori. Ricordo, lunedì sera puntata di Spinorama, la trasmissione di Mario Pizzamore e del sottoscritto Luca Zercerelli in diretta dallo Stadio Olimpico dalle ore 20 all'inizio e a cavallo durante il match contro l'Asiago. Racconteremo un po' anche le cose che siamo abituati a raccontarvi il lunedì alle 14 durante appunto il magazine che vi accompagna da 7 anni su Radio Cortina. Finisce il match, complimenti al Fassa, un po' meno al Cortina, e che siamo convinti però possa trovare e deve assolutamente rifarsi nella partita di lunedì contro l'Asiago per trovare i punti che le garantirebbero un posto quasi sicuro tra le prime 4. Assolutamente Mario. Sì, e mi unisco ai complimenti al Fassa e un affettuoso saluto in particolare a Caletti e Iori, 2 ex molto ben voluti qui a Cortina. Cortina che poteva e doveva fare di più. Lunedì c'è subito l'Asiago per rifarsi. Asiago affrontato pochi giorni fa a testa alta e alla pari, e quindi ottimismo, ci riposiamo questa domenica e lunedì si torna sul ghiaccio. Si torna sul ghiaccio dell'Olimpico. Ancora una buona domenica a tutti. Ricordiamo l'11ª puntata di Spinorama, sempre sulle frequenze di Radio Cortina, e sarà ovviamente prodotta per lunedì sera alle 20 prima dell'inizio della radiocronaca dello streaming su hockeycortina.it del match Cortina-Asiago. La buonanotte a tutti, grazie Mario. Grazie a te Luca. Grazie alla regia, grazie agli operatori e un saluto a tutti, anche al nostro sponsor Stuzzica la Voglia. Buonanotte. Buonanotte.